Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa prima diretta di Sarda Tolkien Sardegna, la comunità sarda per lo studio e la divulgazione delle opere di Tolkien nell'isola, con particolare interesse per la valorizzazione della lingua sarda. Io sono Elena Sanna, cofondatrice di Sarda e fondatrice del gruppo tolkieniano cagliaritano Gli Araldi di Alqualondre. Con me ci sono Stefania e Ilaria Carta, cofondatrici di Sarda e fondatrici del gruppo tolkieniano sassarese Eredi di Numanor. Questo è negli intenti solo il primo di una serie di presentazioni di S'alfabeto de sos Hobbits di Stefania e Ilaria. Il volume bilingue, italiano e sardo, è stato pubblicato a marzo dai tipi di Alfa Editrice ed è disponibile in tutte le librerie della Sardegna, oltre che online. Al termine delle presentazioni girerò alle autrici le domande che ci vorrete fare nei commenti al video, quindi basta che scriviate semplicemente nei commenti le domande che ci volete fare e io le leggerò. Allora, Stefania e Ilaria, innanzitutto complimenti per la pubblicazione. Non credo che, Grazie. prego, non credo che sia esagerato affermare che si tratta di un progetto davvero ambizioso. Nell'introduzione ricordate il bellissimo scritto di Tolkien, English and Welsh, inglese e gallese, che si può dire sia il manifesto del libro. In particolare affermate che il proposito di questo libricino è mostrare che il sardo è una lingua neolatina come le altre della stessa famiglia. Una lingua con cui si può discutere di qualunque argomento, dal basso della quotidianità alla più alta letteratura, dalle opere del XX secolo, come quello di Tolkien, al cinema. Ecco, volete parlarci un po' di questo? Qual è il fattore scatenante che ha portato all'idea? Il fattore scatenante che ha portato l'idea? Beh, quest'idea è nata insieme a Sarda, si può dire, perché Sarda nasce come comunità bilingue. Infatti, almeno nel Nord Sardegna, quando facciamo gli eventi, ci preoccupiamo sempre di valorizzare la nostra lingua e la nostra identità, facendolo attraverso le opere di Tolkien. Perché questo? Perché sono dei grandi classici che veicolano temi immortali. In particolare noi abbiamo adottato il tema dell'ambientalismo e il tema delle lingue che scompaiono insieme alla loro bellezza o dei popoli che scompaiono, come per esempio gli Elfi. Per quanto riguarda le lingue possiamo citare l'Obitish. E noi dunque nei nostri eventi facciamo in modo che le persone non leggano Tolkien da un punto di vista superficiale, ma che assorbano il significato di queste opere e pensino anche ponendolo in relazione alla realtà locale sarda, in modo tale che queste opere, questi classici, diano dei frutti concreti, non siano solo mero escapismo, ecco. E la scelta di scrivere questo libro in due lingue è una scelta normale. Il sardo è una lingua normale, una lingua neolatina, una lingua romanza con una sua tradizione giuridica e letteraria e dunque è sempre stata una lingua in cui si è fatta poesia, in cui si è fatta letteratura e Tolkien è un grande classico del Novecento. Noi abbiamo sentito l'esigenza, in quanto rappresentanti di Sarda, di avere un'opera di riferimento, sebbene siano solo due poesie per il momento, in sardo, perché nella nostra lingua appunto mancava, ma così parlando di Tolkien possiamo dimostrare anche, dato che è un autore che piace a giovani, che piace a persone anche un po' più anziane, di tutte le età, di tutte le classi sociali anche, si può dire. Abbiamo deciso di scriverlo in sardo appunto perché è un autore molto amato, dicevo, e dunque molto conosciuto, con cui si può parlare però anche di cose un po' più, di temi un po' più moderni, come per esempio il cinema, o i giochi da tavolo, i videogiochi, di musica, che sono tutti temi che gravitano attorno all'opera di Tolkien e ai suoi appassionati. E dunque questo si può benissimo fare in sardo, perché appunto il sardo è una lingua normale, oltre che la lingua della nostra gente. Esatto, quindi la nostra idea rientra proprio nello spirito di Tolkien, se vogliamo, e nel suo stile, perché ci occupiamo di dare valore a una lingua minoritaria, e una lingua minoritaria fa parte del nostro patrimonio culturale. Quindi l'idea è nata
un po' su Facebook, quando dal momento che Sarda è una pagina bilingue e facciamo anche quindi dei post in sardo, ci siamo rese conto con Stefania che molti dei nostri follower non riuscivano a capire i post in sardo, quindi essendo una cosa un po' grave, ci siamo poste l'idea di insegnare pian piano il sardo dalla base, quindi partendo proprio dall'ABC. L'idea era inizialmente di fare dei mini post con dei testi in lingua accompagnati a una lettera e un disegno che raffigurasse la lettera, preso appunto dall'immaginario di Tolkien. A fianco una traduzione in italiano in modo che si potesse subito vedere il confronto tra le due lingue e capire quindi che imparare il sardo può essere anche semplice. Inoltre hai fatto bene a dire che è un fatto grave, perché i nostri followers, pur essendo sardi, la maggior parte di loro è sarda, non conosce il sardo e dunque nello spirito di Tolkien, ma proprio noi abbiamo citato inglese e gallese per un motivo, Esatto. perché Tolkien allora ha scritto questo saggio nel 1955, innanzitutto era una lezione all'università con cui invitava gli studenti a studiare il gallese per una miglior comprensione della lingua e della letteratura inglese da un punto di vista appunto filologico. E lui scrive: una lingua non curante, che sia priva di orgoglio e del senso dei propri antenati, può mutare velocemente in circostanze nuove, che è quello che è successo al sardo con la commistione con l'italiano da 2 secoli a questa parte. E poi un'altra citazione che mi sembra appropriata. Le lingue sono i Guarda. principali segni distintivi dei popoli. In effetti nessun popolo giunge a esistere finché non parla una sua propria lingua. Che le lingue scompaiano e scompariranno anche i popoli, o diventeranno popoli diversi. Ma questo non accade mai se non come risultato dell'oppressione e della sofferenza. Ecco, qui possiamo semplicemente sostituire gallese con sardo e abbiamo la situazione attuale della nostra lingua. Sì. Siamo diventati un altro popolo. Noi non siamo più gli stessi che erano i nostri nonni. I nostri nonni parlavano in sardo e vedevano la realtà, la descrivevano con le parole sarde, con i modi di dire sardi, mentre invece noi lo facciamo in italiano. Siamo diventati un altro popolo, non siamo più sardi, completamente sardi a questo punto, perché tutta la maniera di codificare il reale, di portarlo a noi, a livello umano, ormai è italianizzata. E questo è un male perché abbiamo perso un grande patrimonio, abbiamo perso parte della nostra identità, non l'abbiamo persa tutta, certo perché ancora abbiamo i costumi, abbiamo le tradizioni, però perdere la lingua insomma è grave. Certo. Potremmo dire quindi che il proposito è un duplice ed è anche un po' il proposito di Sarda, cioè attirare verso la lingua sarda i lettori tolkieniani dell'isola e attirare verso Tolkien i cultori della lingua. In questo senso, l'idea dell'alfabeto, proprio usando le lettere stesse dell'alfabeto sardo, è azzeccata, è semplice però è molto d'impatto. Volevo chiedervi, è stata scelta con l'intento di rendere il libro usufruibile anche da un pubblico più giovane? Penso alle scuole, anche a quelle di primo livello. Penso al fatto che il sardo è ancora assente dalle scuole. Ricordo che quando frequentavo le elementari, soltanto in una classe dell'istituto c'erano delle ore di cosiddetta cultura sarda e il sardo è stato assente dall'offerta formativa sia alle medie che alle superiori. Questo naturalmente per me, ma penso che nella maggior parte delle scuole sia ancora così. È questa una cosa a cui avete pensato scrivendo il libro? Sì, assolutamente. Questo è uno dei temi che ci ha spinto proprio alla pubblicazione di questo libro, tenendo sempre un occhio di riguardo quindi ai giovani e ai più piccoli. Infatti, come hai detto tu, il sardo non si fa nelle scuole. Io penso in primis a me stessa e ai miei coetanei che siamo stati cresciuti in italiano, quindi non ci hanno mai parlato in sardo. A scuola non abbiamo mai fatto il sardo, ma non solo la lingua, anche la storia e le tradizioni. Quindi le stiamo perdendo ed è molto grave. Ancora all'università non si fa nulla di sardo nella lingua e neanche la storia. Ci sono sì dei corsi a livello monografico specifici, però anche qui è trattata sempre da un punto di vista un po' superficiale e anche un po' coloniale, se vogliamo dire così. Nonostante comunque ci sia a livello legislativo una legge che
dice che il sardo può essere insegnato e inserito nei curricoli fin dal 1999, però non è mai messa in pratica, diciamo. Ovviamente le cose adesso stanno migliorando, un po' il sardo viene inserito nelle scuole, però sempre a discrezione di alcuni insegnanti che dedicano delle ore in più rispetto al normale curricolo per inserire il sardo, quindi per amore proprio del sardo e della nostra cultura. Quindi è un fatto grave, stiamo perdendo la lingua e con questo libro pensiamo di dare un piccolo aiutino anche agli insegnanti, anche grazie alla brevità dei testi che sono adatti comunque a dei bambini e a poter essere insegnati nelle scuole. Hai detto bene, infatti il problema è che il sardo è sparito dalla vita familiare, mentre all'epoca dei nostri genitori ancora il sardo veniva parlato in casa ed era la lingua della famiglia, mentre l'italiano era la lingua della scuola, dell'istruzione. Adesso le persone della nostra età che stanno già iniziando a creare delle famiglie o saranno i nuovi insegnanti che sono stati educati in italiano, che hanno avuto una formazione universitaria in italiano, sono completamente, non parlo ovviamente di tutti, ora sto generalizzando per eccesso, ovviamente ci sono casi e casi, Certo. e anche nei paesi le realtà sono molto diverse. Però è vera questa realtà che sono completamente italiani ormai e c'è proprio una disaffezione, ma anche proprio, non voglio dire voglio dire una mancanza di conoscenza proprio del sardo, ma anche non solo della lingua, ma anche della letteratura, con questa convinzione perpetrata dal ventennio in cui si diceva che il sardo proprio non era una lingua letteraria, mentre al contrario il sardo è sempre stata una lingua letteraria. Autori sardi sono citati da Cervantes nel Chisciotte, quindi anche una letteratura antica. E come diceva Tolkien, letteratura e lingua sono imprescindibili, non si possono separare, non si può parlare dell'una se non si parla dell'altra. E qui sì, si studia filologia sarda in italiano. Gli autori che si studiano sono Grazia Deledda, per lo più, sempre un'autrice italiana, per analizzare che cosa? I sardismi nei suoi testi in italiano. Io trovo che questo sia assurdo, perché io non ho mai conosciuto, non ho mai sentito parlare, forse recentemente o quando io ero all'università, di corsi di letteratura proprio sarda, non solo che di lingua. Mancano infatti, per esempio nel mio dipartimento non c'era nulla riguardante la letteratura sarda, niente. Soltanto un corso monografico di storia sarda, neanche Sì. un po'. Questo specifichiamo all'Università di Sassari. Sì, a Lo Sassari. specifichiamo per gli ascoltatori, ma anche nell'Università di Cagliari comunque manca. Cioè c'è qualcosa, ma non appunto c'è questa mancanza che state dicendo voi. Non c'è tanto. Volete dire qualcos'altro? Per quanto riguarda la storia, soprattutto è un problema perché viene abbandonata a parti monografiche sempre alla discrezione degli insegnanti, così come diceva Ilaria. Ma non è uno studio proprio approfondito, anche lo sguardo che diamo a questa monografia sarda è sempre lo sguardo dello straniero. È uno sguardo esterno, infatti. Sì, grazie. Allora, direi di tornare a Tolkien. Come avete scelto che cosa usare per ciascuna lettera? Leggendo notiamo che la maggior parte delle parole è in riferimento all'Hobbit e al Signore degli Anelli, anche se ci sono comunque alcuni riferimenti al Silmarillion. Questo è perché il Silmarillion rimane comunque un testo che anche nella cerchia di appassionati non è letto tanto quanto i romanzi? No. No, questo libro deve essere visto come un libro scritto da un autore interno alla contea, da un hobbit della terza era. Erroneamente si pensa che la contea sia molto isolata, eccessivamente isolata dal resto dei paesi confinanti della Terra di Mezzo. In realtà non è proprio così, come si evince dalla lettura più attenta delle appendici, in particolare l'appendice A e l'appendice F, e dal prologo del Signore degli Anelli. In realtà la contea non era così isolata come si vuol credere. La contea aveva contatti con i popoli confinanti, per esempio con i Dúnedain, che hanno influenzato maggiormente la loro cultura. Infatti gli Hobbit si ritenevano, all'inizio della terza era, governati da re Arvedui. E dunque questa cultura Dúnedain
è rimasta, e la cultura Dunedain era influenzata dalla cultura elfica, ovviamente. E inoltre elfi ancora dimoravano negli Ered Luin, nella zona proprio dell'Eriador in cui si trova la contea, e tutta questa cultura, questa contaminazione culturale, anche se non è stata pesante, comunque c'è stata nel popolo Hobbit. Ma se noi torniamo alla terza era, vediamo che ci sono anche degli Hobbit che si sono sprovincializzati, come Merry, Pipino, Bilbo e Frodo e Sam, che hanno riportato nella contea quanto hanno appreso all'estero. Quindi possiamo trovare storie su Gondor da parte di Pipino, su Rohan da parte di Merry, le riflessioni linguistiche, per esempio la parentela della lingua Hobbit, l'Hobbitish, una lingua scomparsa, con l'antica lingua dei Rohirrim, la lingua del Mark. Queste sono osservazioni che le appendici ci dicono ha fatto Merry. Perché dunque questo libro potrebbe essere stato benissimo scritto da Sam per i suoi figli, magari per insegnare loro l'Hobbitish, quello che restava dell'Hobbitish, o semplicemente per insegnare loro a leggere e a scrivere. Alla fine abbiamo riferimenti di cultura elfica proprio nel Signore degli Anelli da parte di Sam, che viveva nella contea, per esempio, egli canta il Lai di Gilgalad, che era stato tradotto da Bilbo. E queste sono tutte cose che comunque nel corso degli anni, siamo qui alla fine della terza era, all'inizio della quarta, quando la cultura che loro portano dall'estero inizia a compenetrare nel folklore Hobbit, e in questo senso ci stava a inserire riferimenti al Silmarillion che non fossero tanto pesanti. Abbiamo infatti la stirpe di Noldor, da cui discende Dama Galadriel, Sì. la stella è Arendil, e poi i Silmarilli, che sono il tesoro per eccellenza, e poi soprattutto alcune illustrazioni. Infatti abbiamo l'illustrazione di Gilgalad, Alqualonde, Valinor e Gilestel, che è appunto sempre Arendil. Quindi dei riferimenti comunque alla cultura elfica che anche nella contea potrebbero benissimo essere penetrati, come ha detto Stefania adesso, e si sono stratificati, e che quindi abbiamo incluso nel libro, come è stato scritto appunto da un Hobbit. È bello questo contesto più largo che purtroppo nel libro non è specificato, però gli rende ancora più fascino, e soprattutto è perfettamente in linea, se posso, con il background, con il dietro le quinte del Signore degli Anelli in sé, visto che sappiamo che è una traduzione Hobbit del libro rosso scritto dagli Hobbit. Sì. Quindi è proprio perfetto, Sì. torna tutto. Certo. Allora, nell'alfabeto c'è un'assenza eclatante che è resa ancora più visibile dal fatto che uomini, nani e hobbit, le altre razze della Terra di Mezzo, compaiono a didascalia delle lettere corrispondenti. E questa grande assenza è elfi, che tu, Stefania, traduci nel testo di Altre Voci con alvos. Naturalmente l'occasione di mettere la poesia dell'anello a didascalia della A era troppo ghiotta, però comunque ci è rimasta in altri testi questa alvos, e io, da traduttrice assolutamente deliziata dalla tua scelta traduttiva, volevo chiederti di spiegare al pubblico come mai hai tradotto elfi con alvos. L'occasione ghiotta in realtà era una necessità. Come ho detto prima, noi siamo Sarda Tolkien Sardegna, la comunità sarda per lo studio e la divulgazione delle opere di Tolkien, e non abbiamo un testo di riferimento di Tolkien in sardo. Quindi ho voluto, sopperire a questa mancanza, almeno con la poesia dell'anello, e vi è anche un'altra poesia nel libro, quindi diciamo che abbiamo almeno 2 testi di riferimento in sardo ufficiali. La scelta di utilizzare il termine alvos è stata ponderata, ho fatto una ricerca e mi sono confrontata anche con altre persone che parlano altre lingue romanze come lo spagnolo, per sapere come orientarmi anche in base alle scelte di altri traduttori all'estero, però che riguardano le lingue romanze. Allora, come sappiamo, nel folklore sardo sono assenti gli elfi. Vi è sì un piccolo popolo
costituito dalle Janas, però che sono molto locali e molto specifiche e soprattutto si rifanno più all'idea magari shakespeariana di fata perché sono di dimensioni ridotte, benché siano luminose anch'esse, però sono solo donne e quindi non andava bene utilizzare questo termine anche perché è molto specifico. Allo stesso modo era errato utilizzare fadas perché non sono fatte. Dunque non vi è proprio il termine elfi per così dire, però vi è un termine più arcaico e questo termine arcaico è ancora oggi in uso e questo termine è albu, che deriva dal latino albus e che in sardo può essere scritto come albus, arbus, abbiamo anche una località paese che si chiama Arbus appunto, Arvus, e che significa sempre bianco, luminoso. Qui vicino al nostro paese c'è una località che si chiama Fustialvu, Fustialvu significa pioppo, ossia tronco bianco, questa è la traduzione. E dunque questo termine è un po' più arcaico perché la Sardegna è stata romanizzata, se così si può dire, in un'epoca più arcaica rispetto alle altre zone dell'impero. Dunque alcuni vocaboli che ancora oggi utilizziamo sono un po' più conservativi. Io non escludo il fatto che il termine si sarebbe potuto evolvere con gli anni in elfus, elfu o elfos al plurale, però data l'assenza di questi esseri ciò non è avvenuto. Dunque ho voluto utilizzare il termine albus, che significa bianco e luminoso, che deriva appunto da albus. Questa parola latina deriva da una radice indoeuropea, che è alb, e questa radice alb viene ripresa da quegli scrittori proto-germanici che quando andarono a scrivere le cose, gli elementi del loro folklore, lo fecero in latino, perché ovviamente il latino allora era la lingua della cultura, questi dobbiamo vederli come degli ecclesiastici, che in qualche modo cercavano di spiegare il loro folklore, di mantenerlo comunque nei ricordi, nei loro codici, hanno utilizzato la parola albus, e da questa parola albus, per descrivere questi esseri, questi elfi germanici, luminosi, quasi dei lari e bianchi, hanno utilizzato albus e questa parola si è poi evoluta in alfar, nelle lingue più norrene, in alf, elbe, in else, in Germania, le lingue germaniche, dando poi elfe in anglosassone, elf, da cui deriva poi il termine inglese elf, elfo in italiano, e dunque io ho voluto utilizzare albus perché appunto non solo è la parola più vicina a quella latina, perché è una parola ancora viva, ancora usata, ma anche perché comunque richiama gli alfar norreni, perché la radice stessa non cambia praticamente nulla, tranne Sì, una è la stessa radice sonorizzazione, sì, è una sonorizzazione, però per esempio non c'è stato il cambio vocalico dalla A alla E, e dunque mi certo. sembrava anche perfetto e anche molto più tolkieniano. Inoltre non mi sembra anche una cosa negativa dal momento che qui stiamo parlando di un mondo molto antico, leggendario, mitologico, utilizzare un termine che già di per sé ha delle sonorità fiabesche che rimandano a un mondo che ormai non c'è più. Che è un po' lo stesso ragionamento che hai usato per la parola Dudurinos. Esatto, Dudurinos significa nani. Avrei potuto utilizzare il termine naneddos, che è quello che è utilizzato nelle traduzioni in sardo della fiaba di Biancaneve, Niarva. Però qui sorge un problema. I nani di Biancaneve non sono una stirpe mitologica, un popolo a parte con delle sue caratteristiche fisiche, culturali, un popolo di artigiani, ehm, come li descrive Tolkien, come li descrivono i canti eddici, le mitologie del nord. Questi nani di Biancaneve sono persone che soffrono un disagio fisico e che per questo nel Medioevo, l'epoca in cui è ambientata la fiaba di Biancaneve, venivano emarginate dalla società e si nascondevano. Per questo facevano i minatori, perché era anche l'unico mestiere accessibile a loro, perché erano emarginati, erano anche delle dimensioni adatte per stare nei cunicoli, ma era molto diverso da una stirpe, un popolo di artigiani che forgiava le armature per Odino, e questi sono i nani a cui si rifà Tolkien quando crea le varie stirpi di Naugrim. E abbiamo dunque
Dunque ho scelto questo termine Dudurinos perché è un termine un po' più arcaico, è un termine presente nel sardo, designa ugualmente i nani. All'interno contiene il termine Durin, Dudurin nos, Dudurin nos. Ah, E quindi sembrava fatto apposta per descrivere la stirpe di Durin, cioè i Longbirds, quelli da cui discende anche Gimli, Thorin, tutti i nani cui siamo più affezionati. E quindi mi sembrava una scelta così, un gioco filologico. sì, Particolarmente adatta. molto adatto, sì, quasi un false friend, però perfetto. Quindi Sì. sì, perfetto, grazie anche per aver elaborato anche oltre ad Albos, perché anche questa di Dudurinos mi piace molto come scelta traduttiva. Allora, parliamo anche delle illustrazioni, naturalmente, perché questo libro è un libro illustrato e le illustrazioni sono parte integrante del volume. A che cosa vi siete ispirate? La maggior parte delle illustrazioni, guardandole, attinge all'immaginario filmico. Volete raccontarci un po' il perché di questa scelta? Oppure anche, se volete, qual è stato il processo creativo? Cioè, avete fatto delle illustrazioni e poi deciso a cosa potevano meglio adattarsi, oppure avete scelto le parole per poi illustrarle? Allora, per la maggior parte delle lettere bisogna dire che testi e disegni sono nati insieme, sono stati pensati insieme, tranne per alcune delle lettere di cui avevamo già i disegni, anche se poi sono stati rieditati e riarrangiati. E a questo proposito vorrei dire che forse il disegno che c'è, che è quello più datato, più vecchio, è quello della freccia nera di Bard. È un disegno che ho fatto io nel 2016, se ricordo bene, ed era uno schizzetto che avevo fatto mentre stavo Lo studiando per un mostro. esame. Sì, no, non è quello, No, non è quello. è proprio non la è freccia. questa? È la La freccia. Sì, freccia? proprio la freccia. Ok. Eccola qui, sì, era proprio uno schizzo che avevo fatto mentre studiavo per l'esame di protostoria, quindi tra gli appunti avevo appena finito di rileggere l'Hobbit e di rivedere anche il film, e avevo sempre in testa questo motivo della punta della freccia nera di Bard che disegnavo un po' ovunque, e l'ho fatta insomma tutta pagina in mezzo a questi appunti, quindi tra appunti di asce protostoriche, asce bipenni, c'è questa freccia nera di Bard, che poi Stefania aveva ripreso anche un po' inaspettatamente. E poi da lì mi sono occupata anche del testo della freccia nera, sia in sardo che in italiano. Poi è vero comunque che abbiamo attinto all'immaginario delle trilogie di Peter Jackson. È stata una scelta voluta comunque perché fanno parte ormai dell'immaginario collettivo. Quando per esempio, diciamo, Gandalf o Hobbit, l'immaginario di una persona, la maggior parte della gente, almeno che non ha letto i libri, va subito alla trilogia di Peter Jackson, al Signore degli Anelli. E quindi, facendo parte ormai dell'immaginario collettivo, sono direttamente più associabili e anche quindi diventa più facile apprendere la lingua. E questo fa parte di molte teorie pedagogiste, in particolare per esempio una di Ausubel degli anni 60 che sosteneva che quando associamo un nuovo concetto a uno che già conosciamo, in questo caso l'immaginario di Peter Jackson, diventa molto più facile apprenderne uno nuovo, la cosiddetta teoria degli advanced organizer, degli anticipatori, e quindi è stata voluta anche questo fatto di riprendere l'immaginario di Peter Jackson, che comunque non è soltanto quello dei film, come Stefania tiene a puntualizzare. Infatti, perché a me piace far convergere quanto creato dal Weta Workshop di Peter Jackson con quanto descritto da Tolkien nei libri. Infatti possiamo vedere qui in modo particolare nell'immagine sul re Elessar che veste appunto la corona alta di Gondor, che è appunto la corona, è veramente una corona alta, è una corona di tipo vescovile, come aveva un copricapo di tipo vescovile, come aveva descritto Tolkien, e dunque è così che l'ho voluta raffigurare. Sì, magari se riesco a farlo vedere meglio, avvicinandomi di più, così gli spettatori lo possono vedere meglio, perché
Se posso, questa è una delle illustrazioni migliori. Ah, eccolo qua. Poi un'altra illustrazione di questo tipo in cui io ho voluto far convergere Tolkien e Peter Jackson è quella che nella parola homines, che reca un disegno di Boromir, e qui Boromir ha i capelli neri, così come Faramir nell'illustrazione antecedente, e poi il vessillo di Gondor, il vessillo degli uomini del mare, che è nero, non blu. Mhm. Inoltre mi sono per tutte quante i disegni ispirati al Silmarillion o ai giorni antichi della terza era, mi sono ispirata a paesaggi sardi locali. In modo particolare, per la seconda era mi sono rifatta qui vi è un disegno che si intitola Aran Gondor Ararnar e che raffigura Elrostar miniature con uno sfondo con un paesaggio marittimo. Ecco, per questo disegno mi sono ispirata alle ricostruzioni dei costumi enoragici con elementi però cananei. Però per quanto riguarda la corona, le ho fatto vestire un cerchio argentato, come proprio descrive Tolkien. Nello sfondo si può notare invece un promontorio in cui sorge una torre che dovrebbe essere come sarebbero dovuti essere i nuraghi in antichità, o più simili a castelli. Sì. E questa sarebbe una torre di vedetta numenoreana. Per quanto riguarda il paesaggio di Valinor, mi sono rifatta alla baia di Alghero vista dalla spiaggia della Conchiglia, anche se non si vede bene. L'architettura che ho disegnato però è di tipo romano e bizantino. Invece per quanto riguarda il paesaggio che si vede nell'illustrazione intitolata Glastal, lì mi sono rifatta allo scoglio Pan di Zucchero, mentre invece per Alqualonde mi sono rifatta invece a Dorgali. Però l'architettura, sebbene qui non si veda tanto bene, mi sono ispirata all'architettura delle città che si vede in lontananza in Toleressia, che in realtà è in Sardegna, è di tipo bizantino e romano. Ottimo, grazie. Questo perché la Sardegna nella sua storia arcaica può richiamare quell'antichità mitica evocata nei racconti dei giorni antichi. Grazie. Allora, vedo che stanno arrivando delle domande, quindi magari ve le rigirerei. Allora, Insomma, arrivando. No, a me non l'abbiamo messo, ma ci avrebbero distratto. io ve le dico. Salvatore Serranietu ci chiede quali scelte linguistiche avete fatto per la realizzazione della vostra opera in sardo. Allora, Forse intende quale sardo. Non so, no, lascio no, rispondere. lo sappiamo. Allora, il testo è scritto in un sardo che noi riteniamo essere comprensibile sia dai sardofoni del nord e dai sardofoni del sud. Il sardo per noi è una lingua unica con molte varianti e riteniamo che il campidanese e il logudorese non siano lingue così aliene tra di loro. Abbiamo scritto cercando di mantenere la sintassi del sardo normato che abbiamo studiato nei libri di Micheli Pinna, nei libri di Puddo. Non è un libro scritto in logudorese, se si intende questo. Abbiamo utilizzato appunto la sintassi data nelle grammatiche, termini che sono fruibili nel nord Sardegna soprattutto, con forse solo una licenza di logudorese per il termine appunto zenia, perché ci serviva appunto una parola che iniziasse con la Z, non con la G. e non con la Z, che è una lettera a parte.
Sì, noi pensiamo che appunto scritto in questa maniera il libro possa essere comprensibile a tutti i sardi. Sì, io già posso dire da cagliaritana che è stato abbastanza comprensibile per me, quindi in questo La brevità dei perfetto. testi, infatti, si deve anche a questo. Se avessimo comunque allungato troppo, magari cercando di essere più precisi nelle descrizioni, per esempio i nomines, lì avremmo perso il senso del libro, perché il senso del libro è imparare la lingua, quindi ci vogliono testi brevi e facilmente confrontabili con la controparte in italiano, quindi anche scelte sintattiche molto astruse. Abbiamo preferito non inserirle, Mantenerci sul sì, semplice mantenerci sul comunque. semplice, anche perché questo non è un libro scientifico su Tolkien. Certo. Ok. Avete risposto a tutto? Volete aggiungere qualcosa a questa No, domanda? per me va bene così. Ok. Matteo Loi vi chiede, state magari anche lavorando alla traduzione di tutto il Lotr, del Signore degli Anelli? In realtà no, però Certo, abbiamo altri naturalmente. progetti in cantiere e se Dio vuole magari a dicembre uscirà qualcosa. Mhm. Ok. Abbiamo non una domanda, però ve lo faccio comunque vedere. Romolo Cameroni che commenta sulla scelta traduttiva per i nani, che fatto Sì, veramente apposta a questo dei nani, calza a pennello. esatto, questo Sì, perché Tolkien esatto. era molto convinto di essere un inglese della Mercia, come diceva lui, però in realtà lui si sbagliava, in realtà era sardo. Tutte queste reminiscenze arcaiche che lui aveva di quelle lingue, cioè io l'ho preso dal finlandese, l'ho preso L'abbiamo in svelato. realtà era In proprio realtà sardo. veniva, quindi la sua vera lingua natia era il sardo, state dicendo Era il questo? proto-sardo, sì, Il sì, prima che proto-sardo, venisse perché contaminato allora dal latino Probabilmente in era una vita una lingua. passata era. Esatto, poi ci sta anche con tutte le cose dell'onda, del maremoto, Esatto, insomma, tutto tutto torna, torna. tutto certo, torna. perché come dice in inglese gallese, mi fa piacere leggerlo perché stavo sfogliando e questa è una frase importantissima quando parla della lingua natia in inglese gallese. Ognuno di noi ha il suo potenziale linguistico personale, ognuno di noi ha una lingua natia, ma non è la lingua che parliamo, la nostra lingua materna, quella imparata per prima. Da un punto di vista linguistico tutti indossiamo dei vestiti preconfezionati e la nostra lingua natia giunge raramente all'espressione, tranne forse stracchiando il vestito perché si adatti un po' meglio, ma per quanto possa restare sepolta non è mai estinta e il contatto con altre lingue può smuoverla in profondità. Ma qui parla proprio della creazione Qui linguistica parla personale. Ma qui parla anche Del- della lingua natia, sai che secondo lui, che vabbè, Flieger poi lo studia meglio questo processo, però se per lei Tolkien aveva proprio un processo secondo cui la lingua natia era nella coscienza di un nella coscienza di un popolo e quindi veniva risvegliata dai ricordi. Allora, se è questa veramente l'interpretazione, non quella che invece Questa è davo l'interpretazione di io, Flieger, di naturalmente, di Flieger. questo In punto realtà della sua potrebbe essere duplice, perché io qui l'ho sempre inteso questo passo come la capacità creativa che ciascuno ha con la propria lingua madre. Mm. E invece, per Possiamo quanto anche, riguarda, sì. sì, per quanto riguarda invece l'analisi della figherea appropriata, e questo mi riporta a una cosa. Io dicevo sempre, lo spagnolo mi sembra di averlo sempre saputo, mi sembra di averlo sempre parlato, sempre di averlo conosciuto, mi sembrava che fosse dentro di me. E invece lo sai che cos'era? Era La tua sardo. lingua natia. Ma è anche un po' la reminiscenza platonica, se vogliamo, no? Sì, Quindi certo. nella mia vita passata sono stata spagnola, sono stata sarda. Allora, ci sono altre domande dal pubblico? Fate ancora in tempo a scriverci se volete scrivere qualche altra domanda, altrimenti ho ancora una domanda io. Non sentitevi obbligati, magari ve la faccio e nel frattempo se qualcuno degli spettatori vuole scrivere qualche altra domanda ha il tempo di scriverla. Allora, mi sono piaciuti molto i versi a fine volume che se non ho capito malissimo è una poesia che avete proprio scritto voi. Volevo chiedervi di leggercela oppure se preferite di leggerci una didascalia che amate particolarmente.
Allora, in realtà io preferirei non leggere questi versi, sono Ok. versi miei, versi liberi. Mi sembrava importante concludere il libro con qualcosa che invitasse le persone a compiere un viaggio. Imparare una lingua è come compiere un viaggio, perché si entra in un altro mondo di suoni, si inizia a conoscere un'altra cultura e una volta che si è finito di studiare, di leggere questo libro, si può già iniziare a provare a parlare delle opere di Tolkien in sardo. E il mio invito con questi versi liberi è quello di non perdere quanto acquisito, di non aver vergogna a provare a parlare, magari con errori, magari anche così un po' timidamente, magari con una battuta, però non lasciare le cose acquisite, non lasciarle perdere, non lasciarle così cadere nel vuoto. All'inizio, quando tutti noi studiamo una lingua straniera, abbiamo paura di venir fuori. Nel caso del sardo questo è un problema più grave, perché ci sono tanti preconcetti che abbiamo interiorizzato, come che una donna che parli il sardo sia una persona rozza, che un uomo che parli il sardo sia una persona ignorante, che sia una lingua di pastori, è anche una lingua di pastori ovviamente, è una lingua per tutto, insomma, per tutto e tutti, ma comunque di superare questi preconcetti, iniziare a parlare e vedere che questo può essere un viaggio di ritorno, come quello di Bilbo Baggins, alle proprie radici, alla propria casa. E noi quando abbiamo iniziato a parlare il sardo, io adesso quando io ho iniziato a parlare il sardo, a disfarmi di questi pregiudizi, di questi preconcetti, a riappropriarmi della mia lingua, della lingua dei miei padri, della mia gente, ho conosciuto persone incredibili, persone di una cultura sconfinata che mi hanno insegnato tantissimo, che mi aiutano, che mi hanno fatto conoscere cose che io ignoravo sulla mia stessa terra, sulla mia stessa cultura, sulla mia stessa lingua. Questo per me non ha prezzo. Allo stesso modo questo libro ha richiamato l'attenzione dei tolkieniani stranieri sul sardo. Non era solo così il gusto magari un po' fetish di avere una lingua minoritaria in un libro di Tolkien. Tolkien è stato tradotto in oltre 80 lingue. Io so che sta per uscire una versione Cherokee dello Hobbit. Incredibile, ci sono molti più sardofoni che locutori Cherokee, penso. E penso che sia necessario, fosse necessario comunque qualcosa, un testo concreto. E queste persone, questi tolkieniani, questi appassionati di Tolkien stranieri, sono stati fra i primi a interessarsi non tanto a questo libro, ma alla lingua, alla cultura sarda. Molti non la conoscevano. In America è stato condiviso dalla Colombia, dalla Bolivia, dal Messico moltissimo. E questo mi ha riempito proprio il cuore, perché non solo stava dando l'attenzione a noi, ma stava dando l'attenzione alla cultura sarda, alla nostra lingua. Stava dicendo noi esistiamo. E poi una cosa veramente molto bella, che dalla Spagna veramente hanno accolto questa notizia e questo libro davvero con grande calore, grande interesse, e sono fra coloro che ci hanno appoggiato più di tutti. E questo per noi è una cosa davvero che non ha prezzo, inestimabile. Grazie. Ilaria, tu vuoi leggerci qualcosa? Io volevo leggere non tutta, ma magari qualche verso della poesia dell'anello, visto che è quella più... Quali dici, versi iniziali o versi finali? Quello che preferisci. Anche tutta. No, Possiamo fare metà e metà, se metà e vuoi. metà. Vuoi iniziare tu? Ok, dai, inizio io. Vado. Tres aneddoso azore salvoso, in sutta desughello il pesciatoso. Sette asosenore dudurinoso, in s'apposentu vedroso.
Noe, a sos homines mortales, a morte condennatoso. Unu, a sos ennori curu, in su trono curivoso, in sa terra de mortor, in nuesos anneulos suni falatoso. Un anedda lo sdomane, un anedda lo sagattare, un anedda lo saganciare, in su notte inserrare, in sa terra de mortor, uesos anneulos univalados. Grazie. Allora, vediamo se ci sono altre allora, abbiamo una domanda un po' particolare che vi giro. Potete dirci, Sonia Zito ci chiede, vi chiede anzi, potete dirci qualcosa sui vostri progetti futuri, uno spoilerino su cosa avete in cantiere. Uno spoilerino. Allora, qualcosa uscirà a dicembre. Mhm. È possibile che fra queste cose che usciranno a dicembre, una di queste sia interamente illustrata. È interamente bilingue, non scordiamoci. E l'avete sentito qui per la prima volta. Questo scoop, grazie. Allora, se Non ci sono diremo altre nulla di domande, più ora. naturale, certo. Ci dispiace, Sonia Zitto. Allora, se nessun altro ha domande, direi che abbiamo finito. A meno che non vogliate dire qualcos'altro voi. Sì, io volevo dire qualcosa perché in realtà io ho una lunga lista di ringraziamenti. Stile contratto. Guarda, che avete visto nel libro ci sono dei ringraziamenti. Ecco, non ho potuto inserire tutte le persone che ho tormentato con questo progetto mentre vi stavo lavorando, perché sì, è bello una volta che l'abbiamo pubblicato, però chi mi ha sopportato mentre lo stavo facendo? Sì, a parte te, cara. Beh, coautrice. Sì, lei diciamo che mi ha sopportato in real time e anche 24/7. in condizioni inenarrabili. Però vi sono anche persone che a distanza si sono immolate. Oddio, perché ho scritto, sì, ma anche per dire oddio, perché ho scritto a Stefania, avrei preferito non scriverle. E dunque non sono riuscita a inserire queste persone, però le ringrazio proprio dal profondo del cuore. Queste persone sono Elena che si è incaricata, cioè tu Elena. Precisi. Elena Sarda. Sì, di Sarda, Tolkien Sardegna, che quando io ero un po' disorganizzata con i post della pagina ha comunque sopperito alle mie mancanze, oltre a sopportare il fatto che fossi sempre nervosa in quel periodo. Questo è qualcosa che ho apprezzato molto. Ugualmente si può dire per il buon Hector dalla lontana Galizia, che ha ascoltato le mie lamentele in spagnolo, perché io quando mi devo lamentare di qualcosa non ho barriere linguistiche, posso lamentarmi in qualunque lingua che io abbia appreso in qualche modo. Quindi sì, grazie a Hector che mi ha sopportato e mi ha supportato. E poi volevo ringraziare anche Micheli, soprattutto Micheli, e poi lui è incluso anche nel libro insieme a Florio, il cui contributo è stato di grande importanza, fondamentale. E poi volevo ringraziare Silvio e Marta dello SMIAL di Sassari, perché quando mi è stato dato l'ok per la pubblicazione, io mi sono messa a saltare e a gridare nel bel mezzo di Piazza Italia. Un giorno di zona bianca in cui c'erano le giostre, i bambini con lo zucchero filato e insomma la gente in giro era dal tuo spettacolo e loro hanno assistito perché erano con me a queste scene, ma sono stati molto carini ad ascoltare le mie speranze, il mio progetto man mano che procedevo. E allo stesso modo vorrei ringraziare Sonia per questo, che mi è stata vicina in moltissimi modi, pur abitando lontano, è stata con me ore e ore al telefono, in cui scleravo non solo per iscritto, ma anche
a voce per ore intere, e che nei periodi in cui sono stata molto stressata mi ha inviato in aiuto gli audiolibri delle cronache di Narnia, che mi hanno mantenuto insomma allegra e speranzosa e concentrata. E allo stesso modo ringrazio le conferenze del professor Segura in spagnolo, che ho tenuto in sottofondo mentre disegnavo. Ho appreso tanto grazie al professor Segura, e penso anche che il mio spagnolo sia un po' migliorato, non lo so, forse no. Sì, dai. Se posso lamentarmi, allora vuol dire che sono migliorata. E per lo stesso motivo volevo ringraziare anche Dave di Ada Danza. Dave, insomma, sin dal primo giorno che mi ha conosciuta, insomma, non mi conosceva nemmeno, però mi ha dato molto coraggio, mi ha sostenuta sin dal primo giorno, e questo mi ha dato forza a non lasciar perdere, perché mi sembrava veramente di non concludere mai i disegni. E ugualmente ho ascoltato la musica di Ada Danza mentre disegnavo. Insomma, tutte quelle ore al computer vogliono passate, non solo in conferenze, quindi anche con musica. La musica di Ada Danza è molto positiva, contiene testi molto profondi, ma soprattutto canzoni che ti incoraggiano, parlano della libertà, della speranza, dell'importanza di far pace col passato, di realizzare i propri sogni, di credere in se stessi. Dave tutte queste cose me le ha dette a voce, me le ha dette per chat, senza nemmeno conoscermi, e per me questo davvero è stato qualcosa che non aveva prezzo, e l'ho apprezzato tantissimo. Si è creata una strana alleanza fra Sarda e Ada Danza, per esempio. E quindi sì, noi saremo di supporto gli uni per gli altri. Se ci stanno seguendo dalla Spagna, supporto significa aiuta in italiano, non è una cosa negativa, è una cosa positiva. Aiuto, appoggio significa, ecco, aiuta e appoggio. Sì. C'è qualcun altro? Sì. Ok. Volevo ringraziare Nicolas, il buon Nicolas della Vera Contea, grazie della Vera Numenor. Nicolas è stata la persona che sin dal primo giorno in cui ho fondato lo Smiandi Sassari mi ha consigliata più di tutti, mi ha incoraggiata più di tutti. Io a volte dico, se non ci fosse stato Nicolas, che cosa avrei fatto? Grazie Nicolas. Grazie di Sì. questi ringraziamenti molto sentiti, Sicuramente che ci sono sarà- sicura ci sarà sono qualcun altro. arrivati. Sono sicura che sono arrivati. Ilaria, vuoi ringraziare qualcuno, oppure Stefania ha ringraziato tutti? No, non ho ringraziato ancora tutti, ci manca ancora qualcuno. Allora, io non ho detto a nessuno della pubblicazione del libro, quindi a questo proposito non posso ringraziare nessuno, però ringrazio tutti i miei amici, loro sanno chi sono, il costante supporto morale. E ultimo ma non importante, anche a nome di Ilaria ringrazio Alessio. Alessio mi ha supportato fino anche a ora smenticata, sa, come diciamo noi. Ha aiutato anche Ilaria a sbloccarsi un po' con il sardo. Grazie Alessio. Ok, allora grazie a tutti, grazie di averci seguito, seguiteci, continuate a seguirci, ci rivedremo prossimamente. Grazie a tutti, ciao! Ciao, adios! Ciao!